Presidente Di Pietro, questa campagna elettorale va avanti, Italia dei Valori insieme ad Ingroia. L'Italia dei Valori c'è, ma sente la responsabilità di unire tutti insieme quelle forze politiche che dentro il Parlamento, cioè l'Italia dei Valori, e fuori il Parlamento, movimenti, associazioni, partiti, soprattutto tanta società civile, vogliono fare una rivoluzione, perché non ce la fanno più di essere presi in giro da partiti che oggi dicono che vogliono fare esatto contrario di quel che hanno fatto, perché l'IMU ce l'hanno messo loro, perché il debito l'hanno creato loro, perché oggi dicono che devono cambiare le leggi che l'hanno fatto loro con 50 votazioni di fiducia. Allora, prima di una rivolta armata, una rivoluzione civile, con un candidato presidente che ha dimostrato di avere la schiena dritta, scoprendo gli altarini tra mafia e Stato, e insieme ad un rappresentante del Partito dell'Italia dei Valori che ha fatto il suo dovere scoprendo gli altarini fra affari e politica, mi sembra che possa essere una scelta di qualità e soprattutto una scelta alternativa all'inciucio che già si preparano a fare a destra e a sinistra.